È una delle date simbolo dell'Italia, assieme al 2 giugno, festa della Repubblica, e al 4 novembre, festa delle Forze Armate. È il 25 aprile, il giorno della liberazione dell'Italia dall'oppressione nazifascista. Quest'anno ricorre il 73esimo anniversario e coincide con il 70esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Per volontà prefettizia negli ultimi anni la cerimonia non è più nel capoluogo agrigentino, ma itinerante tra i paesi della provincia. Le celebrazioni quest'anno a Santo Stefano Quisquina in Piazza Vittoria. In prima fila a fare gli onori di casa il sindaco Francesco Cacciatore, che ha organizzato l'evento in tandem con l'Associazione Nazionale dei Partigiani presieduta ad Agrigento da Salvatore Lauricella. Sento il dovere, oggi più che mai, di appellarmi ai valori della Resistenza che richiamava in maniera impeccabile il professor Giannone. I valori della Resistenza che riconoscono come valori universali di democrazia. Sento questo dovere perché sono consapevole del pericolo che forme ambigue di fascismo possano insinuarsi nel mondo dei sentieri comuni, scavando nelle difficoltà della vita odierna, le tante difficoltà, le tante preoccupazioni che attraggono le nostre famiglie. L'Italia è un paese che si affaccia al nuovo millennio con un'unica certezza: i valori della propria Costituzione repubblicana. Quegli ideali ci devono guidare nell'affrontare i problemi della modernità, che impongono riflessioni profonde, risposte complesse di nuova giustizia sociale e responsabilità rinnovate della politica. Il 25 aprile deve essere per noi naturalmente anche un giorno di festa e di memoria, in cui ci ripromettiamo di lasciarci alle spalle gli odi razziali, la violenza dell'intolleranza, la dittatura del più forte, le disuguaglianze sociali. Viva la Costituzione, viva il 25 aprile, grazie. Presenti le autorità civili, religiose e militari della provincia e le rappresentanze delle forze armate e di polizia, ma anche gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Madre Teresa di Calcutta e dell'Istituto Comprensivo Maestro Lorenzo Panepinto del Centro Montano.